Grande giornata di sport anche ad Abano, invasa dai maratoneti della mezza e da quelli della 42 km. Alle terme a farla da padrone sono le critiche. Zona pedonale dal Montirone al Teatro Marconi completamente transennata, con moltissime strade chiuse al traffico e con cittadini e turisti bloccati. C'è anche da dire che la maratona abbia portato anche parecchi introiti alla cittadina termale e che il blocco, oltre a durare per sole 5 ore ogni anno, fosse stato preannunciato per tempo. Tuttavia, cittadini e commercianti chiedono un cambiamento o un miglioramento per la prossima edizione. Svicenber Channel News, Abano Terme.